le reazioni dopo il sì della Camera, il passaggio al Friuli, dice la maggioranza, era scritto nella storia. Spostiamoci a Sappada ora. Sappada reduce dai festeggiamenti per il voto alla Camera che ha dato il via libera al suo passaggio dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che la legge entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, poi serviranno alcuni atti per perfezionare il passaggio di Sappada, iter che richiederà alcuni mesi. Collegata con noi proprio dalla cittadina c'è Maura Bertanzon della redazione del Veneto che ha accanto un ospite, vero Maura? Sì, buongiorno, eccoci qui a Sappada, siamo davanti al municipio, con me c'è il sindaco Manuel Pillerhofer. Oggi le strade sono tornate silenziose, si lavora, ma ieri è stata festa grande qui a Sappada. Ecco, come avete detto, la legge verrà formalizzata a breve, però ci vorrà tempo. Sindaco, quanto prevedete che ci vorrà per passare definitivamente al Friuli? Diciamo che adesso c'è sicuramente da attendere la firma del Presidente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e da lì ci sarà un periodo di tempo per il Ministero per fare i decreti attuativi. Essendo il primo caso in Italia di questo tipo, diciamo, le date certe ancora non le abbiamo. Ecco, ci vuole tempo per far passare tutti i servizi pubblici, scuole, trasporti? Beh, sicuramente riorganizzare la macchina amministrativa sarà una procedura complessa e avrà bisogno del suo tempo, perché ogni singolo settore andrà un po' riorganizzato. C'è tempo, ma qui in fondo non si sta più nella pelle. Ieri è stata festa, abbiamo raccolto un po' di voci questa mattina in paese di chi ha gioito e anche di chi comunque voleva rimanere in Veneto. Vediamo. Sorrisi sui volti, saluti in friulano, così festeggia Sappada. 257 i sì ieri alla Camera a sancire il passaggio dal Veneto al Friuli di questo paese tra le montagne del Cadore. L'identità profonda resta tedesca, ma qui da ieri il futuro ha un sapore diverso. È fatta giustizia, Sappada aspettava questo momento da 9 anni, ieri abbiamo fatto un carosello di 70 macchine ed erano tutti giovani. Voleva questa decisione? Sì, assolutamente, senza rimandare. Soddisfazione e contentezza. Ha festeggiato ieri? Ho festeggiato. Silenziose oggi le strade, come il parere di chi è rimasto neutrale o quello di chi in Veneto voleva rimanere. Per me è indifferente, tanto trascurati da una, trascurati dall'altra. Tutta la Carnia sta perdendo la media del 40% di abitanti. Se questo è lo sviluppo economico dei nostri vicini, vuol dire che non ci siamo. Una minoranza che non si sente così esigua, ma ora è tempo di cambiare carta d'identità da Belluno a Udine senza però cambiare pelle. Lei si sente veneto o friulano? Mi sento sappadino, punto e basta. Ich bin ein Blutner. Sindaco, la minoranza ha le sue rimostranze, però qui c'è una questione forte di identità e anche di economia. Cosa vi aspettate? Ma sicuramente sono i due aspetti che hanno caratterizzato un po' tutto l'iter. Diciamo che Sappada si aspetta e si augura di essere un valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia e viceversa. Sicuramente Sappada in questo momento ha voglia di rilancio e ha voglia di crescere e di dimostrare tutto il valore che ha in campo turistico. Passare al Friuli è appunto un toccasana soprattutto per la principale azienda del paese, che è quella turistica. Ma sì, questo è un po' l'augurio di tutta la nostra località. Ecco, da Sappada questa è l'atmosfera che si respira, c'è attesa per quello che succederà nei prossimi mesi e nel prossimo anno, e da qui noi vi salutiamo.